mente abbandonata, l'occhio sotto cappiella nasconuta, mani in da sacche povera alzata. Abbiamo appena lasciato il porto di Bari. È ufficialmente partita a bordo di MSC Opera la 12ª edizione della Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana. Un pizzico di orgoglio e riscatto lo stiamo lasciando alle persone che incontriamo, nei porti dove andiamo. Sì, abbiamo buttato questo sasso nello stagno e quindi tutti i napoletani di buona volontà, come diciamo da sempre noi, stanno collaborando tutti insieme per migliorare la città. Quindi ci auguriamo, vi ripeto, che questo nostro lavoro possa servire proprio a questo, influenzare tutti i napoletani di buona volontà a portare avanti la bella voce di Napoli. Apriamo le danze in grande stile con la madrina dell'evento. Sì, stasera alle 23 ci sarà il primo spettacolo di questa 12ª edizione con la nostra bravissima Marisa Laurito. E andiamo, non vediamo l'ora di assistere a questi ed altri spettacoli. Oi vita mia, oi cora, e chi sto cora, si stata, o prima amore, io prima e l'urda, ma sarai per me. Per me è un onore, signora Laurito, essere qui con lei. Una carriera meravigliosa, ma lei si è mai esibita su una nave da crociera? No, non l'ho fatto, questa è la prima volta e può darsi che qua si apra un taglio, può darsi che da oggi in poi farò spettacoli molto sulle navi. E diceva, cora mia lontana va, tu me la sia con te l'ora, chissà quando tornerai, rispondeva, tornerai quando tornerà di rosa, si stusciò torna a mangia, pure a magia stonga qua, si stusciò torna a mangia, pure a magia stonga qua. Sul citofono della caserma dei carabinieri c'era scritto per suonare e premere, se non risponde nessuno ripremete un'altra volta. Vabbè, i carabinieri sono uguali dappertutto. L'altro giorno ho sentito una cosa molto carina, che due della Digos stavano in una macchina e due carabinieri li hanno fermati e allora quelli hanno abbassato il finestrino e hanno detto Digos e i due carabinieri hanno risposto por favor los documentos. Va al di là. Io dovrei abbassare, io dovrei abbassare, ma ancora non mi dici ed asciutta. È nata questa amicizia e questo rispetto, questa simpatia, questa stima nei confronti di Francesco Spinosa. Insomma, si è orientato su Marisa Laurito, che per me è come una sorella, che conosco da sempre, facciamo insieme anche delle specie di tour, degli spettacolini improvvisati, dei tiri incrociati, insomma allora sono qui con Marisa Laurito. Un tripudio alla musica napoletana, alla nostra napoletanità, alla crociera della musica napoletana, per me la seconda esperienza e sicuramente non rimarrà la seconda, ce ne saranno altre. T'aggio voluta bene a te, tu mi hai voluta bene a me, ma non ci avevamo chi, hai voto tu, distrattamente pensi a me. Grazie. Uno spettacolo bellissimo, come ha detto mia sorella, ci siamo trovate benissimo,
saremo sempre dei vostri, perché la crociera della musica napoletana è qualcosa di meraviglioso. Se tu sentissi l'uomo una pastorata che ti dicono quando ti vedono. E salire su questa nave oggi mi ha fatto venire una grande nostalgia. Infatti ho chiamato Arbore e ho detto guarda, ma dobbiamo farne qualcun'altra perché le crociere sono meravigliose, perché la mente che va, vivi mentre il mare ti passa sotto e quindi è molto, insomma, una cosa molto piacevole veramente. Tu sei una sfogliatella di capisce, si capisce. Sei bellissima, sei dolcissima, sei zuccosa come un babà. Bellissima, bellissima veramente. Scusa, cioccolattina mia, cioccolattina mia, cioccolattina mia. Non era da fare. Bravissima! Calabrese, non è mambo piemontese, ma... Buongiorno e benvenuti a Venezia, la prima tappa della 12ª edizione della Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana. Venite con noi. Ad assaggiare polpettri e baccalà. Ehi, compa, si dà il giorno a tutto schiamo, cambiando sempre l'italiano, ma con il suo mambo. Lei continua sempre imperterrita a cantare soltanto ehi, mambo. Venezia è una città magica e con il suo fascino intramontabile ci ha catturato il cuore, ma adesso è tempo di tornare a bordo perché tantissimi eventi ci aspettano. Oggi abbiamo 2 appuntamenti importantissimi. Il primo appuntamento con Amedeo Colella che ci racconterà delle curiosità della lingua napoletana e questa sera il primo recital di canzoni classiche napoletane con Antonio Siano e band. Restate con noi. Una delle più belle opportunità offerte ai poeti napoletani. La lingua napoletana offre un corredo linguistico unico e straordinario. Chi ci pensa a mamma ritanata voto? Prima di tutto io rispetto la probabile buonanima. Oh, Borit, sta sempre qua. Ma mi ha detto pure l'utto. Poi lui quando mi ricettano che era prigioniera. Poi mi ha detto nata volta così. Gesù. Ma io sono proprio scemo, l'ultimo leve momento, così è pazzo. Che non conoscerò mai il mondo? Saluto alla Fibi, ricetta da un Fabio. Però noi questa volta faremo anche una sorpresa per gli ospiti. Proveremo per la prima volta a realizzare una tombola musicale napoletana. Cioè dal Panariello non verranno fuori numeri come accade nelle tombole, ecco perché abbiamo un cartello che viene direttamente da un bancolotto napoletano. E l'abbiamo notato. Dal Panariello usciranno delle canzoni napoletane, ogni numero è una canzone e toccherà al pubblico indovinare qual è il numero sottaciuto nella canzone. E adesso indovinate questa! Pornografica! Ieri sera neva una saglietta, tu sai a tu. Mi sono innamorato di questo evento, è il terzo, farò anche il quarto. Pensiamo a una... che sta cantando lui? C'è una funicolare. Che fa la funicolare? Va sotto in gop. Yam, gop, yam, Io volevo dire che non si può spiegare, bisogna viverla questa crociera. E quindi sotto in goppa 69.
presentato due dei miei libri, stavo dicendo tanti, sì, abbastanza. Questo è il primo, Manuale di napoletanità, tutto ciò che devi sapere per essere un buon napoletano, 365 lezioni da leggere una al giorno ogni mattina in gabinetto, perché là ci si passa tutte le mattine, quindi insomma nel giro di un anno si diventa ottimi napoletani. E l'altro invece è il mio ultimo, uscito quest'anno, 2019, 1000 paraostielli di cucina napoletana, perché un'altra grande eccellenza dell'etnia napoletana è la gastronomia. C'è un detto napoletano che per me è il più bel paraostiello della lingua napoletana, con la quale appunto chiudo questo ciclo di paraostielli che vi ho raccontato, che riguarda proprio il babà, che non so se voi avete nella vostra vita conosciuto qualche strunzo proprio, no? Qualcuno che è strunzo proprio, capitato qualche volta, ma non che li strunzo, ma che li strunzo proprio quelli irrecuperabili. Bene, c'è un detto napoletano che li descrive meravigliosamente: hai voglia di mettere rum, non strunzo, non può mai diventare papà. Grazie a tutti. S'amore mi teneva incatenato, ho detto basta e mi sono liberato. Mi pare più turchino ma mi pare più lucendo sole, e sto cantando la felicità. Che la la, mo va dicendo che mi vuole assai. Se crede, che la la, non sa che ma ne viene di più bellezza della resterà. Che la la, che la la, che la la. Antonio, non è la prima volta per te che fai questa esperienza, ma quest'anno che sorprese ci hai riservato? Farò chiaramente sempre il repertorio classico napoletano, ho aggiunto un piccolo omaggio a un grande artista che è scomparso da poco, Pino Daniele, farò qualche brano su uno dei brani più conosciuti, più famosi. E lontano se ne va, tutta vita così, e da se proprio non morire. Viva la crociera della musica e arte napoletana! Aspetta che ti ho, acqua tempo ne va, tanta l'aria s'attacca. Partecipate tutti alla bellissima crociera della musica napoletana. Ma poi quando ti ho, acqua tempo ne va, tanta l'aria s'attacca. Bellissima, è una crociera nella crociera. Se tu fossi qui, adesso io saprei cosa fare. È la prima volta che vengo e mi emoziona totalmente, giustamente che ripeterò di nuovo la seconda volta che verrò qua con voi. Non mi nasconderei davanti agli occhi tuoi, ti direi quello che non ti ho detto mai. E noi siamo sempre fieri di avere queste novità, queste situazioni nuove che si vengono a creare. Se tu fossi qui, Chi sa da dove viene sa dove andare, quindi se noi conosciamo le nostre tradizioni avremo un futuro sicuramente migliore. Non ci sono parole per descriverla questa crociera. La gente Napoli che sta buono palcoscenico, su scena comica, su scena tragica, mentre si recita sente cantare Napoli, 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 Napoli. Un'esperienza fantastica, non vedo l'ora di rifarla. Così, anime non c'è la samma più, mancava noi. È una bellissima esperienza, portiamo la musica napoletana in tutto il mondo. Mi fa paura, campa con te, sempre con te, per non morire.
prendete una bella bottiglia di Coca-Cola, un forellino così, un 2 euro e 1 euro, quando sta a metà la dà a caparra, poi quando ha finito i regni da pavorista e vi divertite a sicuro. Bellissima esperienza e sicuramente l'anno prossimo la ripeterò. E bella paparella, cattatevi piatti, sei toaglie cingoli, alla pianta po' salotto, uccellina americana, tengo grana pa' pastiera, facciano chi so pensava, tiene chi sto campe fa, cicchignacchi da bottiglia, o Simone Cambriacone, o Valena Pescarrafuna, a Rumena caro da fare, o mattanda vita inizia, te ne scinna schizza giazza, fino a quando non scapi, che sia rompere scugnizze. Grazie. Antonio Siano Band. Ma luna pisance pumarola, una pianta rosa tenera e gentile. Ci troviamo a Kotor e noi stiamo per incominciare il nostro giro città e stiamo per entrare in questo centro storico particolarissimo che è stato dichiarato patrimonio dall'UNESCO. Andiamo! Andiamo! C'era sé, dinto tempo del limone, duri alla stanno schiaffone, c'era sella, c'era sé. Ci troviamo nel centro storico di Kotor, il cuore pulsante della città, perfettamente conservato nel suo stile medievale. Restate con noi! Se c'era se limone, c'era sella, c'era se. Per la prima volta con noi a bordo Diego Sanchez. Diego, come pensi di deliziare i nostri ospiti a bordo? Guarda, con il mio piatto forte, quindi con la pasta e fagioli che mi viene molto bene e quindi sicuro? vado sul sicuro. Ma non darmi sto tormenta, torna sorrienta, fammi campare. Tornerà con noi in crociera? Certamente, è un mio grande piacere. Prima da Salernitano e poi forza Napoli. E passa tutta sul barcone, ma tu sei guagliona, da non conosce femmina, sei ancora così giovane. Così guaglione che te mi sengava voglio con. Vabbè, sarà uno spettacolo come amo fare io, di tanta interazione con il pubblico, quindi questa è la cosa principale. Le donne corrono in braccio a tua mamma, uomini non possiamo piacere, tutti dillo tutta la verità. La mamma te può capire, prima gli uomini corrono in braccio a tua mamma, donne non perché a Napoli c'è tutta, musica, arte, affetto e sono di cuore e belle persone. Non date camminare a via, non mangi più, non dormi più, chi tu fa. Poi non mancherà anche il divertimento della canzone classica napoletana, perché comunque calcherò molto quello che è proprio il tratto umoristico della canzone napoletana. Ma tu volevi la pizza, capo marola in coppa, ma tu volevi la pizza, quando è che la pizza, capo marola in coppa, la pizza e niente più.
ma tu pure va pizza, a pizza, a pizza, capumarola in coppa, capumarola in coppa, ma tu pure va pizza, a pizza, a pizza, capumarola in coppa, a pizza e niente più. Grazie! Non mancherà l'omaggio a Massimo Ranieri perché già finora già ne ha fatte 50 di richieste, ne ho avute. Se bruciasse la città, lo so, tu cercheresti me. Anche dopo il nostro addio, l'amore sono io. Perché è un'esperienza veramente formativa, indimenticabile, costruttiva, ci arricchisce da tutti i punti di vista. Lisa Leroy, rose rosse per te. Ho comprato stasera e il tuo cuore lo sa. Diverte un mondo e soprattutto domani, ragazzi, saremo a Mykonos, cioè stiamo scherzando? Cosa voglio da te? Francesco Spinosa, Diego Sanchez. Ciao amici di Napoli Live. Resta con me, per carità, state con me. Siamo finalmente giunti nell'isola più famosa delle Cicladi. Ci troviamo a Mykonos. Come direbbero gli inglesi, è un vero must. Uno di quei posti da visitare almeno una volta nella vita, sia da giovani che da meno giovani. Ma di me sì, amore per te, vivo per te, vita da vita. Eccoci finalmente giunti al Paradise, una delle spiagge più divertenti, e noi non vediamo l'ora di abbandonarci a un bellissimo aperitivo al tramonto, perché la crociera è anche questo, tanto relax e divertimento. Consiglio a tutti coloro che ci stanno guardando e che stanno ascoltando questo mio messaggio, provate perché sicuramente rimarrete meravigliati. Provare per credere. Volesse diventare un albero rosa, ti fa sentire l'odore chi sta amore. Volesse diventare un po' che sole, ti fa sentire il calore chi sto bene. Santorini è un arcipelago di isole vulcaniche situate nella parte meridionale del Mare Egeo. È chiamata la città bianca proprio per la sua caratteristica principale, ovvero quella di avere tutte le casette bianche che fanno da contrasto alla pietra vulcanica che la caratterizza. Perché stavolta vasami, cridami o non ti cerco più. E come sempre adoriamo camminare e scoprire i vicoletti di Santorini, ma soprattutto lasciarci trasportare dalla vera atmosfera greca. Cridami o non ti cerco più. Passami
arrivato il momento di salutare la bellissima Santorini, perché noi dobbiamo tornare a bordo. Tantissime attività oggi ci aspettano e questa sera abbiamo il concerto di Francesca Marini al Teatro dell'Opera. Restate con noi! Perché stavolta vasama crirama o non te cerca più. A Napoli che scrivetti non so, permettimi di fingere ti voglio. S'indora l'aria di limoni, strimpella ogni angolo un pianino di fichi d'Indi e di meloni. Va bene, per me questa è stata la seconda esperienza, quindi la seconda crociera della musica napoletana. Fantasma bianco pulcinella, botteggia e passa tra la folla. Siamo stati con i cantanti tutti piacevolissimi, tutti disponibilissimi. Mi è piaciuta tantissimo, che non voglio andare a casa. Settimana di 7 feste, questa è Napoli, punto e basta. Passa il guappo con le maestre, senza il grido dell'acquaiolo. Ogni vicolo è un San Carlino, scene comiche, battimani, lo scurnizzo fa il ballerino, su fischiare del pizzaiolo. Madonna notte ci convita. E sono in compagnia della bellissima, della bravissima Francesca Marini. Stiamo trepidando e vogliamo sapere questa sera il tuo show che cosa comprenderà? Stasera io porto avanti la canzone classica napoletana con amore, lo dico sempre, se c'è una persona che conosce Francesca Marini è grazie alla canzone classica napoletana. Mamma che indifferentemente tanto saggio che so, ma te non so che niente ma stupere non lascia rima indifferente si tu baci e non ti dico niente. Si diventa gruppo, c'è calore, io ve la consiglio anche alla 13ª. Come una volta Napoli mia, vorrea, 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 ma Però in ogni mio spettacolo, chi mi segue lo sa, io faccio sempre degli omaggi alle mie muse ispiratrici come Amalia Rodriguez, come Edith Piaf, e in più canterò anche qualche brano tratto da alcuni miei spettacoli andati in scena in questi anni con la produzione del Teatro Totò, la direzione di Gaetano Liguri e la consulenza musicale di Roberto Criscuolo. Quindi omaggerò anche un pochino questi spettacoli che mi hanno dato tanto amore da parte del pubblico.
Si un jour la vie te reste et moi, si tu m'aimes, que tu sois roi de toi, ma morte, si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Ricordiamoci sempre una cosa, se io ti dicessi questo è un articolo, è un greco, quando a Napoli parlavamo il greco, in tutte le altre parti parlavano latino, quindi viva Napoli e viva le sue tradizioni. Perché è un'esperienza davvero che ti forma, non solo perché ci sono vari artisti che ti consentono di scoprire questo ampio mondo della musica napoletana, perché dietro, oltre alle belle parole, c'è comunque una successione di storie e cultura. Cioè io vengo da San Benedetto del Tronto, faccio 400 km per gli a Bari, figuratemene poco, e faccio altri 500 per gli sempre con loro. Arrivederci! Grazie! Alla prossima crociera, ciao! Ma se volessimo seguirti anche a Napoli, a dove possiamo venire? Quali sono i tuoi prossimi impegni? Dal 6 al 16 febbraio al Teatro Totò. Carosello 900 di Antonio Mocciola, Antonio Sciotti, Gaetano Liguori e diretto da Gaetano Liguori. Questa è la quarta, ma certamente non sarà l'ultima. Un amore così grande, un amore così, tanto caldo dentro e fuori, intorno a noi, un silenzio reverente. L'anno prossimo di sicuro, 40 anni di matrimonio e farò di nuovo la crociera. Perfetto. Si accende un'altra Ad ogni modo sono contenta se questa crociera sia andata bene, se i nostri ospiti sono rimasti soddisfatti, perché effettivamente è una cosa a cui tengo tanto e mi fa piacere che siate rimasti tutti felici. La bocca tua si accende un'altra volta per Ciao! Ciao! Yes, I know my
Napoli Live, eccoci giunti a Corfù, ultima tappa della crociera della musica, arte e cultura napoletana. In questo momento ci troviamo nel borgo antico che si trova tra due fortezze e stiamo andando alla scoperta dell'isola. L'isola di Corfù si trova nella parte occidentale della Grecia e gode di un clima mediterraneo e spiagge meravigliose che la rendono una meta attraente per i turisti provenienti da ogni parte del mondo. E con grande soddisfazione, ma con un pizzico di nostalgia, siamo giunti al termine della nostra giornata a Corfù, ma anche della nostra crociera. Siamo pronti per tornare a bordo perché adesso abbiamo il nostro ultimo appuntamento, lo Scoop Factor, il momento in cui i protagonisti sarete voi! La lontananza, sai, è come il vento e fa dimenticare chi non sa mai. Evviva la crociera della musica, arte e cultura napoletana! Ed è l'incendio che brucia l'anima. Io, vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù ne è rimasto Dio. Resta soltanto tutto il rimpianto, perché ho peccato nel desidero. È un grande divertimento, provatela, è bellissima. Ora son solo a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare. Canto notte di sera con nessuno di voi, non ho niente in comune. Io sono un istrione a quella scena dalla giusta dimensione. Quest'anno è ancora più bella, veramente. Complimenti a tutto lo staff. Ti resti solo tu, Doni d'amore che fanno ancora bene al cuore. Se un fatto economico, Francesco Spinosa fa papà pure a tanta volta. Arrivederci. Gli occhi, forse tu ci sei anche da lì. Da una lacrima sul viso ho capito molte cose. Dopo tanti e tanti mesi ora so cosa sono per te. Non rivedrò. Bello, soprattutto complimenti a tutto lo staff. Grazie mille, bellissima. Le fonti Cosa le è piaciuto quest'anno in particolare della nostra organizzazione? Innanzitutto le signorine che sono fantastiche. Cosa voglio da te? Guardo lassù la notte, quanto spazio intorno a me. Recentissimo, ho vissuto recentemente in Colombia, ho venuto a trovarmi una mia amica cara, bellella, pure un po' che chiatto lei, napoletana, però
Eravamo nella piazza principale, ci separiamo 5 minuti 5, uè, torna da me tutta allegra e un po' sorpresa. Carlo, mi hanno dato della formica culona. E forse ti hanno visto che sia un po' lenta e poi no, è che qua sono abituati a essere secchi, poi mi giro intorno, tutti i colombiani che sono tutto quanto così, quindi era un po' difficile da giustificare. Carlo, casa mangi una formica fritta culone, una formica graussa così, con un culo a così e sa mangi una fritta, mi ha dato della formica culona che me l'ha già mangiata. Ancora non ti ho detto che ti amo, ma ogni giorno che passa mi sto innamorando di più. Intanto hanno provato a dividerci, a farci del male, e non sarà una sedia a rotelle a farti lasciare. Vedi, hai detto guardandomi negli occhi, non avrei potuto trovare un marito migliore, un compagno, un amante, un uomo che insegue i sogni e che li realizzi meglio di te, che prende la mia mano e mi fa volare su nel cielo. Vedi, è scritto da sempre, tutto lì nell'azzurro dei tuoi occhi, noi saremo sempre insieme per l'eternità, niente e nessuno ci dividerà. L'eternità spalanca le tue braccia, io sono qua accanto alla felicità che dorme. E mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Non mara, un darma stu dormiente. Un'agenzia che ha portato e sta portando in giro per il mondo quello che è stata l'arte della canzone napoletana. La firma cassa coppa sta pittura, a saputo non rinde fuori. Ci vediamo l'anno prossimo allora. Sicuramente ci saremo tutti. Perché sta figlio, perché sta figlio. We always think about the words I've done every time. You go back to her and I go back to Primo premio Scoop Factor MSC Opera 2019, Miriam De Rosa. Non è la solita crociera come diciamo sempre, ma è la crociera della musica, arte e cultura napoletana. Le persone per una settimana hanno vissuto gli artisti, hanno assistito a delle conferenze meravigliose con argomenti interessanti e allo stesso momento ironici e divertenti. Il nostro lavoro viene gratificato e premiato proprio dalle lacrime che poi alla fine vediamo agli occhi dei nostri clienti, dei nostri ospiti quando ci salutano. Signore, ma come mai state qui piangendo? Perché è finita la crociera napoletana, si sale ridendo e si scende piangendo, ma come si fa? Però io ho già preveduto, ho prenotato per l'anno prossimo! Quindi questo è il coronamento di un lavoro di un anno. Dobbiamo essere una massa critica che parlerà sempre della nostra città, perché la nostra città è unica al mondo, ha subito 8 dominazioni e pertanto tutte queste dominazioni hanno lasciato nella nostra città il segno del loro passaggio. Musica, arte e cultura, e solo Napoli può offrire tutte queste cose qua.
Come sempre è stata una bella crociera anche quest'anno, la 12ª edizione. Ovviamente vi aspettiamo per la 13ª edizione della Crociera della Musica Napoletana, sempre su MSC Grandiosa. Dal 5 al 12 ottobre 2020, ancora più bello, ancora più divertente, ancora più dedicato alla nostra bellissima città. Per vivere insieme a noi la magia della Crociera della Musica Napoletana. Una crociera evento, lo spettacolo nello spettacolo, con conferenze e concerti musicali dedicati alla musica classica napoletana. Venite perché non ve lo dimenticherete mai più. Seguiteci sui nostri social per tutte le curiosità e i backstage dietro le quinte. Vi aspettiamo! Un bacio! Ciao, all'anno prossimo! Vi aspettiamo dal 5 al 12 ottobre 2020 a bordo di MSC Grandiosa per la 13ª edizione della Crociera della Musica Napoletana!